Non si placano le polemiche in merito alla futura superstrada Palmanova-Manzano. Il pensiero di Carlo Schiff, sindaco di Chiopes Viscone. Diciamo non è cambiato niente per noi, anche perché noi l'abbiamo concordata e valutata anche assieme, diciamo, ai proprietari dove questa, diciamo, strada passerà. Quindi la regione va avanti, un invito all'assessore regionale Riccardi perché vada avanti e perché abbatta in qualità di commissario per la terza corsia, ma anche commissario per la realizzazione di questa strada sicuramente veloce, abbatta i tempi perché insomma già da molto tempo, troppo tempo dico io, ne parliamo, però diciamo adesso è ora di mettere fine un po' anche alle chiacchiere e veramente mettere mano, diciamo, alle ruspe per poter iniziare il lavoro. Dunque lei ha detto basta chiacchiere, e al suo collega Martinez cosa dice? Devo sottolineare che questo protocollo d'intesa è stato firmato anche dal Comune di Palmanova e il Comune di Palmanova doveva fare queste rivalse nei confronti della Regione di Rodovie Venete prima. Ormai è troppo tardi. Cambiare il tracciato, cambiare il tragitto, modificare il tracciato in maniera sostanziale, così come chiede il Comune di Palmanova, a mio modesto parere probabilmente farà in modo di dover riniziare l'intero iter progettuale. Questo per noi sindaci, per tutti gli altri sindaci, diciamo al di fuori di Palmanova, non è accettabile perché aspettiamo da 8 o 9 anni l'inizio dei lavori. Adesso è ora appunto di dar mano ai bandi per la ricerca dell'impresa esecutrice delle opere e poi fare i lavori. Continuano gli appuntamenti per quanto riguarda SOS Cervello, che è il parco Basaglia di Gorizia, ma ci sono grandi novità in cantiere anche per la parte, diciamo così, finale, dunque primavera-estate. Ieri abbiamo avuto l'ultimo incontro di questo ciclo SOS Cervello, il tema era dallo psicofarmaco a psiche e ai suoi guerrieri. Quindi per far capire come nel momento in cui noi ci riferiamo alla nostra anima, a psiche, cioè riusciamo ad affrontare quei disagi, quelle sofferenze che di solito vedono invece prescritti i farmaci. È proprio un approccio culturale diverso che noi andiamo a proporre, un atteggiamento mentale diverso che presuppone che uno si impegni anche in una logica di guerriero di psiche, il guerriero dell'anima, il guerriero che vuole comunque affrontare attraverso le sue risorse i suoi disagi interiori e di conseguenza portare anche in società il messaggio così dell'impegno per superare dolori, sofferenze in modo autonomo, responsabile. Nella giornata di domani ci sarà un altro avvenimento. Sì, domani praticamente la prosecuzione dell'incontro di SOS Cervello e viene presentata una meditazione introspettiva e anche espressiva, e il sacro rituale dei guerrieri di psiche. È stato fatto anche un CD, un DVD di presentazione della cosa, e quindi domani c'è questo seminario a Gorizia alle ore 5 presso la sala incontro di Piazza San Rocco. Arriva a Gorizia il tir di Circoliamo, oli lubrificati usati, rischi per l'ambiente e opportunità per l'economia nazionale e locale. Al nostro microfono Vincenzo Grieco Pullè, responsabile di area del consorzio obbligatorio degli oli usati. Diciamo che l'importanza di questa iniziativa che si occupa di oli lubrificanti usati è quella di sensibilizzare la cittadinanza, gli enti pubblici e gli operatori professionali sulla corretta gestione di quello che è un rifiuto estremamente pericoloso, che è l'olio lubrificante usato. Consideri che l'olio lubrificante usato, una carica di un cambio macchina, quindi circa 5 kg, contamina una superficie d'acqua grande quasi come un campo di calcio. Per darle un'immagine che forse rende bene il lavoro che noi facciamo e che siamo venuti a spiegare come facciamo, è questa. Questo è un olio usato, noi lo facciamo diventare questo. Diciamo che il nostro problema fondamentale in questo momento è comunicare, cioè è spiegare alle persone che il rifiuto olio usato è un rifiuto estremamente pericoloso che, se gestito correttamente, come le facevo vedere nell'immagine prima, da nero diventa trasparente e torna olio nuovo. Olio nuovo significa risparmio sul petrolio che non importiamo. Se gestito scorrettamente fa dei danni impressionanti. Infatti noi una grossa fetta della nostra campagna di informazione si rivolge direttamente alle scuole. Quello su cui dobbiamo battere molto sono le generazioni
generazioni nuove che hanno un grosso vantaggio, sono sensibili all'argomento e aiutano i loro genitori a comportarsi in maniera corretta. Grazie al prezioso lavoro svolto da Matteo Femia, giornalista de Il Piccolo, e del professor Francesco Pira, ricercatore di ruolo in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi di Udine, è andato alle stampe il libro che racconta la vita di Bruno Pizzul, storica prima voce del calcio in Rai. Ex calciatore e oggi il più popolare telecronista sportivo italiano, non ha mai nascosto la sua modestia e il suo basso profilo, una scelta coraggiosa con uno scopo importante. Il ricavato del libro sarà devoluto alla Fondazione Stefano Borgonovo, la onlus che si occupa delle persone affette da sclerosi amiotrofica SLA. Un Bruno, per chi lo conosce, visibilmente emozionato, ha raccontato a suo modo la sua biografia al folto pubblico presente in sala sabato sera a Cormons. I lati segreti del Pizzul pre-telecronista. Ragazzo semplice e vivace, discreto centromediano, cresciuto nella Cormonese per poi fare il salto tra i grandi, Udinese e Catania, prima che il ginocchio gli chiudesse anticipatamente la carriera agonistica. Il ritorno a Cormons, l'impiego di insegnante alle medie a San Lorenzo Esontino, poi per puro caso l'approdo alle TV. Per l'ente di Stato ha raccontato ben 9 edizioni dei campionati di calcio, diventando da giugno 1986 la prima voce degli azzurri e dei più importanti match nazionali e internazionali. Nel 2002 la pensione senza mai, anzi come da lui stesso sottolineato, staccare la spina, visto che lavora più oggi di quando operava. Molti gli amici e colleghi presenti in sala, perché ascoltarlo non fa male e soprattutto porta alla luce l'umanità e la professionalità di un friulano che molti ci invidiano. Come si dice in questi casi, Bruno Pizzul una voce nazionale ed è subito rete.